Se c'è una cosa che mamma ripeteva sempre è che il pane non si butta. E prendendo il suo esempio, cerco sempre di riciclare il pane che avanza. Una delle ricette antispreco che lei mi ha mostrato tante volte è il pane fritto con l'uovo. Devo ammettere che a casa mia non è più una ricetta di recupero, ma qualcosa che facciamo volutamente proprio perché ci piace tantissimo. Spero tanto che se non lo avete mai provato possiate apprezzare anche voi questa semplice idea. L'unico consiglio che vi do è di utilizzare un pane casereccio. Io sono fortunata perché ne acquisto una tipologia che mi ricorda davvero tanto quello che faceva nonna Carmela a casa. Anche se ovviamente con il passare dei giorni si asciuga, riesce comunque a conservarsi perfettamente senza fare muffe. Questa pagnotta è di una settimana fa e ad essere onesta, per tagliarla a fette ho dovuto chiedere aiuto a Daniele. Ecco quello che ci occorre. Fette di pane spesse almeno 1,5 cm. Recuperate le fette, preparo anche tutti gli altri ingredienti. Quindi in un piatto verso del latte, mentre a parte rompo le uova, a cui aggiungo un pizzico di sale, pepe nero macinato, sbatto un po' con la forchetta e metto quell'ingrediente che dà una marcia in più, il pecorino siciliano, gustosissimo. Lavoro ancora con la forchetta e adesso che è tutto pronto posso realizzare i passaggi previsti dalla ricetta. Innanzitutto bagno ogni fetta di pane nel latte. Anche se il mio pane era abbastanza vecchio, all'interno la mollica non è proprio tanto dura, quindi non ho bisogno di farla ammorbidire più di tanto. E allora un passaggio veloce nel latte e tengo da parte su un piatto. Adesso mi sposto ai fornelli e inizio a scaldare un dito di olio di oliva. E visto che l'olio è caldo, inizio ad immergere una fetta per volta nell'uovo, bagnando bene il pane su tutti i lati e anche sui bordi. Man mano sposto nell'olio e lascio dorare il primo lato. Occorreranno un paio di minuti e potrò girare le fette sull'altro lato. E man mano che il pane fritto è pronto, lo metto su carta assorbente per scaricare l'olio in eccesso. Il lavoro è terminato e adesso non resta che gustare. Ovviamente il pane fritto con l'uovo mi piace ancora caldo o comunque tiepido. E credetemi, è un asso nella manica, anche se abbiamo ospiti, perché oltre ad essere uno spezzafame da proporre magari per un aperitivo veloce, è perfetto per arricchire la tavola con tanti altri antipasti, magari con formaggi e salumi. Ad essere sincera, spesso è il mio pasto unico e quindi lo gusto semplicemente con un'insalata, preferibilmente di pomodori. All'esterno troviamo questa crosticina data dall'uovo e dal formaggio, molto gustosa. All'interno magicamente il pane è tornato morbido. Gli abbiamo dato una nuova vita. Se avete altre idee da suggerirmi per consumare il pane raffermo potete scriverlo nei commenti e magari prenderò spunto da voi. Intanto vi mando un abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valentina!